E allora finalmente ci siamo. Ciao Luca Guolo, gran Buongiorno, patrono del buongiorno. party. Faccio vedere dove siamo. Guarda. Ma certo, Work in progress, questa sera ci sarà l'inaugurazione e poi anche l'apertura finalmente di questo locale che è chiuso dal 2014 e ci voleva solo Luca Guolo per aprirlo. Allora, facciamo un giro. certo. Spiegaci innanzitutto questa sera cosa ci sarà. Beh, questa sera iniziamo alle 23 e sarà aperto al pubblico alle 23, appunto, con ospiti. Abbiamo un DJ storico di Padova, Simone Alunni, che dovrà confrontarsi con la band di mio figlio dal vivo, mixando quello che è la parte DJ con il live. Sarà una cosa nuova che noi proporremo tutti i venerdì per un pubblico un po' più retro, no? No, retro, insomma, Un pubblico diverso, quindi ci sarà di chi frequentava gli anni d'oro del party. Ecco. più o meno il palinsesto, la scaletta. Tu il venerdì sarà appunto queste serate un po' particolari Sì, con esatto. musica. E Il sabato poi il sabato avremo dei format che sono diversi ogni sabato, più commerciali, insomma quello che è la tendenza moderna, insomma, sempre richiamando insomma la musica bella e suonata bene. Poi avremo la domenica, che è quella che ci tengo un po' di più, per i giovani dai 14 anni in su, per i ragazzi come era una volta il Mille Luci, il party appunto. questo insomma, dalle ore dalle ore 15:30 alle 19:30. E poi c'è il cambio generazionale, in poche parole i genitori che verranno a prendere i ragazzi potranno entrare, farsi l'aperitivo, mangiare qualcosa e fino alle 10, 10:30, insomma, ecco così. ecco, faccio vedere il locale Work in progress questa sera appunto Stiamo l'apertura, finendo ma gli però ultimi c'erano gli lavori. ultimi ritocchi, 3 punti barro o sbaglio? Ne abbiamo 4 perché 4 ce n'è addirittura. uno, questo a 360 gradi, ok. una parte bassa e una parte più alta, poi c'è il l'altro bar che dietro. è il premium, e poi questo che dai colori, no, riprende gli anni 60, gli anni d'oro delle discoteche, della disco music. Questo sarà un bar dedicato a più ai tavoli, insomma, che Poi da sopra serviranno i c'è il tavoli. privé volendo, Poi perlomeno- abbiamo appunto qua sopra, abbiamo, che ne so, dove si può la festeggiare, compagnia, la compagnia la particolare, il laurea, compleanno. il compleanno, sono un po' riservati, avranno il servizio per conto loro e comunque sono sempre dentro a tutta la serata, insomma, ecco. Ecco, tu hai fatto una scommessa qua e finalmente l'hai portato a termine. Certo. È un locale che ha avuto una ristrutturazione, chiuso dal 2014, 11 anni, ci dicevi, hai dovuto rivoluzionare tutto, impianto elettrico, tutto ignifugo, qualsiasi cosa che hai toccato hai dovuto cambiarla. Certo, beh, logico, dobbiamo adeguarci alle nuove normative, come è giusto che sia. La discoteca avrà un punto di forza che sarà l'inclusività. Questa sera avremo Andrea Antonello, no? Il ragazzo Ecco, ricordiamo autistico. che papà e figlio Papà e famosi, che figlio. tra l'altro sono molto amici tuoi, Sì, sì. tu stai facendo anche una tua battaglia personale su questo e ci dicevi che questo locale è completamente inclusivo, nel senso È inclusivo, che ma ci non è sono barriere inclusivo perché elettroniche. a parte le barriere architettoniche, vabbè, quello è naturale, però voglio creare un appuntamento 2 al mese per iniziare, dove la comunità di Portoviro o dei frequentatori passeranno ore di musica, di bella musica insieme ai ragazzi con difficoltà, che per me sono speciali perché possono dare tanto, basta loro dare anche le possibilità che tutti noi abbiamo, che ci sembrano molto banali, invece per loro un po' Sono grandi conquiste. sono grandi conquiste, insomma. Ecco, io ho visto tra l'altro un personaggio che non spoilerò,
Quindi non ci sarà solo musica, ma anche, ci hai detto, probabilmente cabaret. No, no, puoi anche spoilerarlo, non è un No, 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 problema. no, no, Va che bene. dopo mi scrivi che No, dai, va bene. ci saranno serate di cabaret, serate anche di riflessione politica, e non solo, c'è praticamente Certo. incontro con autori, letterati, eccetera, eccetera. Quindi un locale a 360 gradi che tra l'altro è unico forse in tutto il Sì. Veneto, perlomeno con la tua visione di Beh, un locale distinguersi particolare. oggi è più facile che 30 anni fa perché appunto non essendoci altri locali mi viene facile proporre eh, cose diverse, tutte le mie idee, insomma, anche il cabaret è una cosa importante per una fascia d'età molto più alta che logicamente non può addentrarsi nella ressa della discoteca, detta così, però marito e moglie che non hanno più hanno i figli grandi possono sedersi, E guardarsi lo passare una serata spettacolo, tranquilla. bersi qualcosa in compagnia insieme agli amici, insomma. Molto interessante sarà quello che voglio proporre al di là di uno spettacolo come Zelig, anche uno spettacolo come Maurizio Costanzo Show, dove parlare appunto della politica nostra, del territorio, quella nazionale e anche e soprattutto quella estera, che poi anche adesso è molto, molto importante, e il confronto, io penso che manca, insomma, anche tra le persone, un confronto diretto, capire i problemi, capire i progetti, presentare un libro, presentare una canzone, insomma, tutto con il finale che sia la convivialità, insomma. Grande Luca, comunque vada sarà un successo. Ma Non lo dico, vedremo. non Per me dico, lo è già. bravo. Devo pensarmene un altro adesso. Faccio l'ultima carrellata, questa sera appunto adesso diciamo che magari chi lo vede fra un paio di giorni, questa sera che è il 2 ottobre, 3 ottobre, 3 ottobre, venerdì, e c'è questa È seratona. una serata importante perché oggi è la morte di San Francesco e domani verrà festeggiato, dunque sarà di buon auspicio. Ecco, ricordiamo che tu hai un figlio che fa il seminario Sì, a esatto, Cappuccini, Filippo il più piccolino, è l'ordine dei Cappuccini. che lui è un organista, insomma, è maestro. Purtroppo questa sera non ci sarà, ci saranno i suoi fratelli e comunque non mancherà anche lui all'appuntamento musicale, lo vedremo dal vivo esibirsi. Grazie Luca! A voi, a questa sera, vi aspetto.